Buonasera e benchiatazza a Novis. Un sisme forte all'estate registrato questa mattina è 7,7 in Tesmarcis, in provincia di Ancona. La stiassade di terremoto di magnitudo 5,7 è succedute a 21 km di Senigallia e è stata avvertita anche in Friuli Vignesi Giulia, in particolare di lungo de queste, a Trieste e in Tebasse Furlane, là che in tutto caso non si segnala in dans. Segnalazioni sono arrivate di Chiasteons di Muris, Rude, Palme, Lignan, Grau, Codroi, Paquileri, Vignan, ma anche di Udine e Pordenon. Numerosi gli sclamati alle sale operative regionali di protezione civile e al 112. Diversi desenis gli schiacciadis successivis le adis allo squam sismiche avvertidis dall'Adriatica a Tirren, anche se in Slovenia e in Croazia. La chiamare ardente di Giuseppe Bono, sparita a Roma a 78 anni, sarà preparata in te capitale, in te sale de protomoteche in capitoli. Verzarà Wieners a 11 di novembre, a 10 e sererà a 19. I funerali si faranno invece il di dopo, sabide, ai 12 di novembre, in te basiliche di Santa Maria d'Aiagno e dai Martars a 12. Il gruppo Fincantieri, fin al di des esequis, ha deciduto di esporre le bandiere sammiese aste in tutti i sedis e in time plants del gruppo. VE a Esdodis è stato osservato un minuto di raccoglimento. La società ha deciduto anche di intitolare in memoria di Bono la sala consei sede di Via Genue a Trieste. E vignerà attivate con di più una borse di studi a no. A Udine e periferie Ilaris, di là di colpillis abitazions privatis, continuano a chiappare di smire gli esercizi pubblici. Il servizio di vigilanza de bande delle polizie municipali, de sfuarcis dall'ordine, non basta a fermare il fenomeno. Il sindaco Pietro Fontanini all'invito dei cittadini a segnalare eventuali situazioni suspettis e a dotare impianti di sicurezza approfittando dai fondi mettuti a disposizione dal Comune. Bisogna stare attenti perché purtroppo l'Aris esistono anche nelle città di Udine, bisogna cercare di tenersi a rada gli spuarti, i barconi e soprattutto approfittare dei beni che il Comune mette a disposizione con un bando per mettere un impianto di allarme. Al giove, perché l'allarme fa schiampare l'Aris per solito, quando magari è collegato con i carabinieri, si ha la possibilità di un intervento delle bande dei carabinieri che vengono a controllare se è succeduto anche in abitazione. E dopo la raccomandazione, quando vedete qualche personaggio un po' chiaro, divisa sia i carabinieri che le polizie di Stato e anche le nostre polizie locali. Per dire che ho veduto qualcuno magari tira io il numero di targhe perché sono tutti elementi che io dopo a identificare purtroppo i delinquenti che vanno tenersi stiasi a rubare. La viabilità tra Udine e Pordenone è stata al centro dei lavori dal Consiglio regionale di VUE. In tal corso disinterrogazioni i consiglieri Sergio Bolzonello dal PD e Giampaolo Bidoli di PAT per Autonomie con Mauro Capozzella dal Movimento 5 Stelle hanno domandato al presidente della Regione Massimiliano Fedriga di far chiarezza. Vinte lui tenuto gli deleghi sulle infrastrutture e sulla rete di collegamento tra Udine e Pordenone. Sulla tavola il ciumpiel sequals strategiche dopo la connessione da Pite e des Mons Venite con la A27, l'as ferroviari Pordenone Udine e Tarvis, mai rinforciate per opposizione, e il futuro dal tratto ciumpiel Glemone. Vandai in azione alle sale bowling di Via Basse a Tresesi. Nella struttura si erade di timp e è state semidistrutte. La scoperta dal raid è succeduta e VUE.
Il titolare dell'immobile ha quantificato in mancul 150.000 euro i dams patits. L'imprenditore aveva più volte denunziato sforzi dall'ordine, incursioni vandaliche e robaris ai dams de sale che ospitava gli spisti di bowling. I carabinieri hanno fatto un sore look e avviato un'investigazione. Saranno visionati filmati delle telecamere, delle zone e a chiacce dai colpevoli. A distanza di 11 anni de condanne dal Tribunale di Vignesi e una pattuglia dei carabinieri di Basovizza, lucchiate furdi lungo di un controllo di Daur dal confine e al scuvierce che sull'omp un quarantenne rumeno alle un mandato di catture. Alla discontà 5 mesi di reclusione per tentate robarie. In tune con complice aveva rubate, in tune rimesse di un'abitazione, in tante che altri saieri stiampazze da un'auto sportiva, lui aveva provato di sfantarsi lansù insieme a una moto, che però all'iere cence benzine. Così ha avuto di stiampare a pite. Interimesse sono state chiattate tanti sensi de bande che i sei componenti sono stati così identificati e processati. Il quarantenne rumeno alle finite in prigione dal Coroneo. Il Comune di Udine parteciperà a un bando europeo per finanziare il costo del personale che valuterà la fattibilità tecniche e economiche del progetto di un sistema di teleriscaldamento di ABS di Chiernà. Il fine è di riscaldare la città con laghi di risfreddamento di acciaierie, implante dalla rete di teleriscaldamento già fatte in zone dal Palamostre con 39 utenti delle centrali termogenerative che situate dentro dall'ospedale Sante Marie de Misericordie. Una messa in suffragi per il 22enne di origini dominicanis che si è suicidata l'unis in prigione a Udine. E è una delle domande che i detenuti in capitale furlane hanno portato in davanti a direzione delle strutture di lungo di un incontro che ha partecipato anche il garante dai diritti di Udine, Franco Corleone. Ieri i detenuti hanno messo in scena una protesta contro le condizioni di prigione che di lungo di che sono stati pregiudicati certi spuarti e telecamere. Sore affollamento, assistenze sanitarie e mediative, i problemi principali di lungo dagli incontri di UE. Maria Ragna, la videlutte furlane con sis diambis, un solo rognon, un'ernia intestinale e una marchiade scogliosi. Noi affate, è morte ir. Dopo di qualche complicazione, dopo l'operazione, un intervento unico in tal soggenar. Durato più o mancul 4 ore, a comunicare i risultati infelici è stata l'associazione Il Troi di Ares, la chiesa per gli animali in difficoltà presente a Chiarlins che in 7 settimane passate si era impegnata a chiattare le somme necessarie per fare il trasferimento dei videolute a Teramo per operazione. All'iere dal 2019 che gli udinesi aspettavano di poter partecipare alle fiere di Santa Caterina e c'è vedi sottostà limitazioni per via dal Covid che sta nella manifestazione tradizionale dal Zardin Grande si tegnerà dal 25 al 27 di novembre. La fiesta tradizionale della città di Udine che l'aspetta in ogni cittadini, ma l'aspetta in ogni furlans e soprattutto è un motivo anche di attrazione per i tanti turisti che vengono in città. Anche quest'anno avremo poi di 200 bancarelle che saranno presenti e quindi sarà un momento per stare insieme, per fare acquisti di Natale e quindi per tornare ad una normalità dopo 2 anni difficili legati al Covid, il fatto di stare all'aria arviata e soprattutto di stare tutti insieme, insomma penso che sia un motivo di soddisfazione per tutti, senz'altro per l'amministrazione comunale di Udine, perché è una festa antica e quindi fa parte della nostra tradizione, della città di Udine e quindi sono contento che sta finalmente di un ritorno alla normalità. Alle tutte per Usgnot Gnovis al torne domani sera, sempre a stesse ore. Buone serate e mandi.